lui è Giuseppe Altafini. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno amici, scusate ma è un periodo un po' difficile questo. Vai tranquillo, ma velocissimo. Senti, noi stiamo parlando dei centravanti, ma chi meglio di te che ha vinto tutto quello che c'era da vincere, Giuseppe? Tutto quello che c'era da vincere. Giuseppe, che tipo di centravanti eri? Ma io ero un centravanti che non mi piaceva stare fermo davanti, anche se gli allenatori facevano restare là fermo. Io trovo che sia uno sbaglio, soprattutto nel calcio moderno, perché stare fermo davanti intarda tutto l'attacco. Quello che sta succedendo un po' con Llorente, no? Io ho apprezzato 6 anni di calcio spagnolo quando ho fatto con Barcellona, che Guardiola non ha mai giocato con una punta ferma davanti. Tanto è vero che Ibrahimovic quando è andato là ha fallito. Lui voleva stare fermo davanti. Io oggi ritengo che il centravanti non deve stare fermo, e io penso che io sono partito quando ero in Brasile, che partivo da lontano, mi sbagliavo un po' da tutte le parti, non stavo mai fermo là davanti. Io ero un centravanti anche di movimento. Se noi ricordiamo Di Stefano che con il numero 9, oggi parlano del falso 9 che non esiste, Di Stefano lo faceva già, i debutti lo faceva già con l'Ungheria. Capito? Certo, Giuseppe, ti sei spiegato più che bene. L'ultima cosa che ti chiediamo velocissimo è il tuo gol che ricordi con più piacere, insomma, quello che forse... È quello che lo fanno vedere tutti, quello a Wembley, il gol della vittoria. La galoppata. Lo fanno vedere, allora non posso ricordarlo. L'incredibile galoppata. Incredibile ma vero, amici. Incredibile 50 metri, quanti metri? Guarda, volevo dirti un'altra cosa, approfittato di dire questa cosa qua. Vedete che il Milan non sta giocando con centravanti fermo. No, è vero, no, tutto di movimento. E questa è una delle ragioni, ok? È una cosa positiva. Perfetto. Bene. Giuseppe, so che sei di frettissima, io spero di sentirti, avere l'occasione di fare 4 chiacchiere con te. Sì, con più calma sicuramente. Sì. Assolutamente, quindi grazie di essere intervenuto a Che Calcio Che Fa e di essere qua a Radio Milan Inter. Ci sentiamo molto presto, Giuseppe. Grazie. Una buona giornata, grazie a te. Ciao. Ciao.